meritavamo di più secondo me, perché comunque abbiamo preso anche 2 pali e quindi un gol annullato, secondo me meritavamo. Non abbiamo giocato male assolutamente, però vinceremo domenica contro l'Atalanta. Sul piano tecnico l'Udinese avrebbe meritato almeno un gol, però affrontando la squadra così, ben assestata, in difesa, facendo 2 gol al primo tempo, non è facile. Comunque complimenti ai ragazzi veramente, perché hanno dato l'anima. Un Udinese che il primo tempo ha faticato tanto, troppe le seconde palle erano tutte della Juve, 2 gol che arrivano dopo 2 pali su una respinta. Fossero stati più reattivi i giocatori dell'Udinese non lo so come sarebbe andata. Il secondo tempo che l'Udinese ha giochicchiato, però non è comunque abbastanza. Adesso andiamo a Bergamo, ma se vogliamo riprendere qualcosa va cambiato. Una bella partita combattuta, nel secondo tempo un po' più equilibrata, però il campo rende giustizia a modo suo, diciamo. L'Udinese quest'anno c'è, perché non si sono disuniti. Poi bisogna vedere il gol di Davis, se veramente era da annullare. Diciamo che almeno un'occhiatina al VAR potevano darla, no? La sensazione... Comunque, 2 tempi, 2 facce. No, non direi, sai, perché in realtà noi, come al solito, con le grandi, i primi 20-25 minuti siamo un po' timidi. Perché in realtà noi, anche il primo tempo, dopo aver preso il primo gol, e anche dopo il primo, noi abbiamo avuto una bella reazione. No, secondo me è una sconfitta che un po' brucia, perché non c'è stata questa superiorità netta, no? Secondo me l'Udinese quest'anno solo con la Roma l'ha lasciata lì. Per cui dà fastidio che l'arbitro è stato veramente subdolo, cioè è stato il 13° uomo per la Juve senza farlo vedere. Secondo me, a parte il palo di qua, però sì, a parte che secondo me gioca a l'Udinese, ma se non te butti dentro, ragazzi. C'è poco da dire, ci hanno dominato a centrocampo e in difesa, quindi c'è poco da dire. Dovevamo vincere col Venezia. Una brutta partita secondo me per l'Udinese, o meglio, bruttissimo primo tempo, secondo molto meglio, tante occasioni sprecate, peccato per le due traverse e niente, rimboccarsi le maniche e andare avanti. È andata male come sempre. È stato il primo tempo un po' deludente, ma il secondo tempo abbiamo reagito, peccato per quella traversa che non abbiamo preso, che abbiamo preso la traversa per quel gol che non abbiamo fatto. Che a noi le traverse poi non ci fanno fare gol, no? Appunto, e poi non parliamo degli arbitri, dai, sono stati. Peccato, l'atteggiamento c'è. Non si può giocare così, il primo tempo, regaliamo un tempo e abbiamo fatto il proseguo del secondo tempo di Venezia. Benino, dai, con le grandi non andiamo. Il secondo tempo è stato migliore, sì. Il primo ha dominato la Juve, c'è poco da dire, l'arbitraggio abisso è vergognoso, come sempre tutti gli arbitri che arrivano con squadre grandi. Il secondo tempo meglio. Per cui... D'accordo? Molto d'accordo. Poi vabbè, oggi è andata così. Sì. Dobbiamo forse lavorare un po' meglio. Il primo tempo un po' deludente. Ci manca un po' di grinta, però diciamo che oggi insomma si aspettava una partita del genere. Dovevamo vincere mercoledì. Dimmi qualcosa. Che sono incazzata nera, ma non con la partita, con quelli che hanno avuto i biglietti già prenotati per andare a Venezia. Quello mi sta sulle palle. Purtroppo oggi non siamo riusciti a fare un gol per la prima volta in casa, però loro si è visto benissimo la superiorità tecnica e anche tattica. Purtroppo il gol di Davis secondo me non era da annullare per quella spintina minuscola e basta, speriamo di vincere a Bergamo. La partita è stata una partita anonima, dove non abbiamo fatto praticamente niente, succubi della Juventus, annichiliti al primo tempo. Secondo tempo si è visto qualcosina, ma... Speravamo sugli episodi, però mi vuole la fortuna che una volta avevo 2 amici in bagno, sono saliti che avevano visto il replay e ci hanno detto aveva ragione l'arbitro, ma io non sai, non hai veduto.
Seconda volta sull'episodio della munizione dei Davis, idem, c'era un amico in bagno, è venuto su e ci ha detto effettivamente c'era, e quindi non potete neanche dare la colpa all'arbitro. Mi ha fatto no. Peccato, c'è con questa Juve che si poteva giocare anche antico migliore, con la traversa e tutto. Peccato, dai. Intanto si sapeva, i punti comunque erano da fare col Venezia, ma è andata purtroppo così, ci sono tante cose da discutere, ma siccome il regolamento del calcio è un regolamento che è uguale per tutti, noi tifosi friulani accettiamo le decisioni arbitrali, magari non siamo d'accordo ma non le contestiamo. Continuiamo a tifare Udinese perché crediamo in questa squadra, crediamo nell'allenatore e crediamo nella società. Forza Udinese sempre! Ritengo che sia un peccato oggi aver perso perché abbiamo giocato secondo me solamente un tempo, a tempo invertito rispetto al Venezia. Il Venezia un gran primo tempo e poi sul 2-0 pieni di noi abbiamo mollato completamente, oggi abbiamo fatto il contrario, un primo tempo assolutamente sottotono, mentre il secondo tempo siamo un pochino venuti fuori, secondo me, questo è quanto. Sono molto amareggiato riguardo alla partita di oggi perché secondo me l'Udinese doveva avere un approccio più propositivo già dal primo tempo. Quando giochi con squadre grandi come la Juve, l'Inter, il Milan è chiaro che se aspetti e sei lì che attendi prima o poi il gol viene. Secondo me devi attaccarli, metterli sotto. Come il secondo tempo. Come il secondo tempo. Se aspetti il primo tempo così è inequivocabile che loro hanno qualità più delle nostre. Invece Venezia il primo tempo li hai messi sotto, il secondo tempo eravamo là in trasferta, il secondo tempo hai difeso e le hai prese. Ma questa è la Serie A, devi essere sempre positivo. Se poi li prendi va bene, nessun problema, però intanto devi metterli là. Secondo me dovevamo fare 3 punti a Venezia, fondamentali. Oggi andava anche la sconfitta, ci poteva stare, però non abbiamo avuto il primo tempo quel mordente che ci voleva, secondo me. Due facce. Due facce, esatto. Sono pienamente d'accordo col mio amico, la partita da vincere era quella di mercoledì col Venezia, perché con la Juve puoi mettere in preventivo di perdere, ma non così, perché oggi la Juve non ha fatto niente obiettivamente per vincere, noi abbiamo fatto di meno, sempre secondi sulle seconde palle, col piede mollo, niente, oggi è veramente male. Devo essere sincera, sì. Hanno giocato bene, Sì. abbastanza, ma la Juve, peccato per la sconfitta. Sei delusa? Sì, molto. Per il gioco, per cosa? Per il risultato, si sperava in qualcosa di più, si sapeva che sarebbe andata non al massimo, però la delusione c'è sempre, però fa sempre forza Udinese. Senti, oggi mi sa che non ti sei impegnato molto. Ma lì forse è una questione di bianco-nero, sbagliato bianco-nero. No. Hai tifato per gli altri? No, quello no, ma... ma forse c'erano gli altri che hanno portato più di quello che posso portare io. Bene, per stavolta vada, alla prossima faremo Mi i impegno conti. di più. Va bene. Va bene. Partita aveva regalato un team, il secondo team bene, si capiva che insomma si poteva fare un goulot. Differenza c'era? Differenza c'era, sì, forse che il gol che hanno fatto era regolare, allora manciava mezz'ora e la partita poteva cambiare, ma insomma dopo non si sa.